Ah, bella melanzana fritta. Signore e signori, buongiorno e grazie di essere qui, le nostre signore, i nostri Scusate, signori. ma avete iniziato? Ma non mi hai chiamato, scusa. È il rec già. No, stavo Avete facendo una prova. Ma come una prova, ragazzi? No, Cioè, stavo iniziando, hai salutato, ti ho sentito. Eh? Ti ho sentito che hai detto... No, era... A te non posso tradirti, c'è chi mi tradirebbe, ma tu no. E neanche te, e neanche te. Ma anche te, che lo fai al limone e lo fai all'arancia. È la mia camera dell'artrosi cervicale. sì. E poi lei. Anica! E ultimo ma non ultimo, Lui, lo che zio bello, Gianni. lo zio Gianni. Dimmi lei, Sto volevi iniziare friggendo un poco senza di melanzane. me, volevi No, iniziare. ma scherzi, come potrei fare? Allora, come vedi, sto friggendo delle melanzane. Sì. Perché la puntata di oggi, Sì? sai che cos'è? Che cos'è? Melanzane fritte. No, melanzane no, ripiene. vabbè, melanzane ripiene. Parmigiana di fritte. melanzane. No. No. Regione che vai, Paese che ricetta vieni. che trovi. Però tu sai che a me piace un attimino modificarle. Allora, stiamo facendo le braciole calabrese. Sì. Le braciole, che sarebbe la parola braciole, però diventa le braciole della Calabria. Perché stai parlando Che così, Perché scusa? sono calabrese. Ma che c'entra? Ti giuro, veramente. Della Calabria e tu ti chiami Desiree. Ah, Desiree, figliola mia. Figliola. Che 22 tu hai portato tutto cose, vabbè. E faremo queste braciole e poi di secondo faremo le montarine napoletane, che tu non sai Bella. cosa sono. Eh. Cosa sono le montarine? Dato che cucini sempre tu. Dov'è Flavio? Flavio non c'è, è andato via, ora mi dice Non va con delle bene, ragazzi, digattia. non va bene. Le montarine Siamo napoletane. Esatto, quelle sono. Per Sono cui- delle polpette. No. E allora? Simil polpette. No. Andiamo posso a dire gli preparare- ingredienti? Andiamo a preparare le braciole, è giusto? Le braciole abbiamo del buon tritato di maiale, Sì. così. Ecco. Poi quel tantino di peperoncino Piccante la Calabria, e la Calabria ci vuole piccante. Ci vuole piccante. Che stai senza piccante? Stai No. scherzando? No. Lo maciniamo un pochino. Sì. Una volta mi ricordo che avevo toccato il peperoncino, poi mi sono toccato il naso. Sai che io ho fatto con gli occhi la È stessa terribile, cosa? è terribile. Poi aggiungiamo, mi dai un cucchiaio? Certo. Del buon pecorino grattugiato. Eccolo. Così, guarda. Mettiamo qua. Sì. Una corposa e abbondante dose di Percy, Prezzemolo. nonché prezzemolo. Mi prendi uno spicchietto d'aglio Certo. e dobbiamo andare a profumare con un poco d'aglio e noi ci aggiungiamo anche un po' di basil. Ecco. Questo qui. L'aglio deve essere proprio un profumo, guarda, un profumino di aglio. Non più che questo. Così. Così. Questo no, questo è meglio. Quello. Siccome uno è caduto ho detto questo è meglio. Non lo dire, non se ne era accorto. Dai. Che scemo che Bellissimo. sei. La verità bisogna dire. Ecco. Maciniamo questo pochino di aglio. Giriamo nel frattempo. Lo faccio io. Bravo, dai. fare, sì. Le nostre melanzane. Continuiamo con questo trito di aglio. L'aglio si deve sentire, eh? L'aglio si deve sentire, eh? Aio. Aglio è sardo, non c'entra niente, qui siamo a Calabria, siamo perché siamo in Sardegna. Aio è sardo? Aglio, Aio. capito, Dai, mi hai? facciamo anche ricette della Sardegna qualche volta. Qualche volta le facciamo. Quest'aglio bello abbondantis quam abbondantum. Ci vuole, il peperoncino l'abbiamo messo, mi dai un po' di basilico. Eccolo. E là lo andiamo a tritare per bene. Così. Vuoi che te le giri quelle? Le puoi Prima anche che le uscire bruci, quelle, la le puoi esco? uscire quelle. Ah, se non ci fossi E poi io, ti- ragazzi. veramente. Guarda qua, stava bruciando le melanzane. vabbè. Guarda. Fai colare bene l'olio e abbassiamo la fiamma così lo manteniamo caldo che ci serve. Andiamo ad aggiungere del sale, così. Vi svelo un segreto, un pochino di olio, un uovo. Che sta facendo non lo so, ragazzi. Proviamoci, step by step.
vediamo un attimo a divenire a capo di questa ricetta. Un po' Allora, di pan grattè. che stai facendo? Braciole alla Le calabrese. bracciole calabrese. Dammi un Allora, cucchiaio. che Vabbè, uso cos'è? questo. non ti È un preoccupare. secondo, giusto? Eh? È un secondo piatto? No, ci vuole almeno un quarto d'ora per farlo. È un secondo. C'entra con le melenzane? Sì, sì, perché ora ti farò vedere cosa facciamo. Va bene, allora. Ecco, vedi, e stiamo impastando. Tu non hai mai trovato che friggevo melenzane? Sì, ti ho trovato che Esatto. friggevi melenzane. E ora un po' di quelle melenzane noi le andremo a mettere in questo impasto. Ah, Così. Di queste belle bracciole. Le bracciolecchie calabrese. bene, quindi Quindi, tritato. Abbiamo messo il piccante, cos'è? Il peperoncino. un po' di peperoncino. Anzi, io sto mettendo uno scherzo di peperoncino. ma ne mettono tanto, perché vero? nelle ricette calabresi vuol dire- Abbondano. Abbondanti, qua non abbondanti, era tutto tanto. Prezzemolo, caciocavallo, A pan questo grattato, punto nessuno uova. me ne voglia, ma siccome le mani le ho rigorosamente sporche, Mi finisco sembra a giusto. incorporare l'impasto così. Ora andremo a prendere cosa? Cosa? Dillo te! Cosa? Dillo te! Cosa? Le melanzane! Brava! Ti suggerisce. Ma qua- quando mai che qua c'è suggerisce? chi suggerisce spudoratamente. Proprio Ecco. spudoratamente. Ecco qua. Prendiamo queste belle melanzane. Dai, ma tutte intere così, non è Così. possibile. No, è possibile, sì. E come lo fai? Come lo impasti così tutto intero? Così. Ah, adesso le smaciulli un po'. Tutto ora viene proprio impastato. E il trito si prende. Ma questa è una variazione che sto facendo io. Perché le bracciole non prevedono questa ricetta così, capito? Bene. Ecco, ora andiamo con la mano e andiamo a pestare così. Come vedi non ci ho tolto neanche la buccia nelle melanzane. Quindi proprio rustico, diciamo, così. Bello, rustico, saporoso. Bello, Viene bellissimo. un cuore. Mamma mia. Ora, se per caso la melenzana ci ha umidificato l'umido, Sì? noi andiamo a mettere un altro po' di formaggio. vai. Oppure un coso, come si chiama? No, meglio il formaggio che ce lo insaporisce di più, dai. Un cucchiaione di questo, dai così. Oh? Perfetto, dai. Ancora? Un altro poco io lo metterei. Perfetto. E ora questo impasto, ora che l'abbiamo impastato per bene, Sì. cosa deve fare? Deve riposare. E di conseguenza? Deve- No, Mettilo così, mettila al buio là. no, questo bimbo a chi lo do? Lo lasciamo mi apri, così. prego? Certo. Gracias. Chiudis. Io mi vado a lavare le mani, dopo mi asciugo le mani. Certo. Sono pulite. No. Lo dico, va. Allora, E vado a prendere l'impasto che nel frattempo ha riposato. Vieni qua. Che c'è? Lo sveglio? Dai, ma smetti. Hai riposato bene, tesoro. È calabrese, devi parlare calabrese. Certo che parla calabrese. E qui ci abbiamo il nostro composto. Bene. E adesso andremo a preparare Allora, queste bellissime bracioline. bracioline. Sì, Braccioli, bracciole. Le bracciole calabrese. Le bracciole calabrese. Con la B? Le bracciole, sì. Ci oliamo le mani di bagno. Bravo. Giusto? E andiamo così. E facciamo la braciola. Una braciola. Belle bracciole fatte in questo modo, vedi? Sono polpette tipo, no? Sono bracciole perché la chiamano pepe, sono bracciole. Si Sono chiamano, polpette, I ragazzi. calabresi si chiamano Perché devi bracciole. fare ma- entrare in confusione il nostro pubblico? Ma perché si chiamano bracciole calabrese? Se no ti punta a terra, ragione che fai. Ragazzi, sono delle Scusami. polpette oblunghe. Oblunghi. Che Una questo volta le chiama diceva- bracciole, non Diceva, si chiamano così Vabbè. Allora, bracciola. tipo supplì, Niente, è tipo così. crocchette di patate. Niente, è No? così. Niente, è così, non ci puoi dire. Cosa niente. sembrano? Le polpette al limone, ma Niente, senza è limone. Così, non ci puoi dire niente. Niente, è così, non ci puoi dire niente. Niente, è così, non ci puoi dire niente. Ah, i cazzilli. Cazzilli, Cazzilli Oddio, sono ma un'altra l'hanno cosa. suggerito, ragazzi. Guarda che belle bracciole che ti sto facendo. Sì. Capito? Ma ti prego, sentimi il profumo. Non si C'è sente un- niente. Non è vero. Dai, vieni qua, sto scherzando, non è vero, è profumatissimo. Dai, vieni qua.
Dai, inforna queste braciole. O polpette che sono fritte? Ah, come i supplì. Come le crocchette di patate, però Desiree, lo sai cosa Non mi sono dicono crocchette i di- nostri ascoltatori, chi ci vede tanto tanto? dimmi cosa ci dicono. Sai che mi dice? Che ti dice? Ma perché la fai stancare così tanto, Desiree? No, ragazzi, non avete idea, dopo ogni puntata devo fare, cioè devo prendere il coso, il Supradin, Eh? il multivitaminico. E però lo prendi qua che è giù, sopra di me, sopra. Ecco fatto, guarda la bella melanzana che si Bella, vede. ragazzi. Adesso a questo punto io litigo con lei e ne andiamo in pubblico. Perché litigo con lei, Perché scusa? ci voglio Ma litigare? che cosa mi vorresti Consigli dire? per i Fammi consigli. capire, che cosa ho fatto Quello che tu adesso? non Non ho fai, fatto no? Mi niente. devi dire Fammi cosa capire non cosa ho fai. fatto. Quello Non ho che detto non niente, fai. non ho parlato, Non non hai ho detto parlato, niente. sei andata contro di me. Che c'è? Ma che c'è? Ma scusa, ma che modo è così? Che stai facendo? Ma ballato così, mi Così? veniva. Però ho sbagliato come ballo. Senza È un altro senso, ballo raga. che dobbiamo fare. Guarda, aspetta, dammi la mano, dammi la mano, mettiti così. calabrese, raga? No, napoletano. Perché ora passiamo a adesso Napoli. siamo a Napoli, A ragazzi, Napoli guagliò. facciamo le montarine napoletane. Che non è Facciamole. altro che un impasto, vedi? Di pasta, che poi vi do le dosi di questo Sì, impasto, sì, così, sì. che ti farò vedere cosa Dai. succede. Però nel frattempo ci andiamo Ah, a friggere sì, le nostre belle, queste, calde e meravigliose, queste qua, come le abbiamo chiamate? montanine, No, quelle, le cose, le supplì, le le braciole. braciole. Sa tutto di questa cucina, non le si può nascondere niente. Bene. E le mettiamo in frittura, Così. come quasi se fossero dei supplì. Ancora, ma perché? Perché questa cosa? Ti Però- supplico. E così, e loro vanno. E loro vanno. E noi attendiamo, no? Certo. Fanno anche. E ti ho fatto vedere queste cose. Allora, all'origine gonfia in questo modo, poi vi darò la ricetta del pane in pasta Sì. e ne andiamo a fare queste cose qua. Bene, quindi facciamo tipo delle focaccine. Ma si chiamano montarine Giusto? di Napoli, di napoletano. Cioè mi cambia tutti i nomi, ragazzi. Ok. Poi andiamo a preparare ciò che ci serve per le montarine. Uno, O focaccine, prendiamo ragazzi. questa bella mozzarella. Sì. Mi dai un coltello da taglio? Eccolo qua. Ecco. Tagliamo un pezzo di mozzarella. Dice Totino, ma perché hai preso questo fior di latte? Perché? Allora, ho preso questo che è di ottima qualità perché così ha meno acqua. È Sì. lavorato più secco proprio per pizza e per queste cose qui, Ah, capito? ok. Tagliamo e facciamo dei tocchettini in this way. Bene. Capito? Una mille pois Quasi, sì, diciamo. di ormai- mozzarella. Bravo. ormai non si tiene più, ci penso io. Che devono fare? Ecco, non l'ho fatto. Le non ti polpette. preoccupare, anziché farlo. Le polpette. Sì, tranquillo. Tranquillo. Abbiamo preparato un po' di pelato che abbiamo cucinato. Cucinato. E cosa facciamo in questo palato che Le abbiamo pizzette. cucinato? Aspetta, prendiamo del basilico Sì. e lo strappiamo Là. grossolanamente. Poi mi dai anche un po' di Reagan, sempre il Certo. Presidente degli Stati Uniti. Eccolo qua. Mi dai un cucchiaio, Eccolo qua. mi dai a little bit of salt, Eccolo qua. ok? Fantastico. E poi purtroppo lo devo dire, ho bisogno del tuo aiuto. Eh sì, cara mia, ho bisogno del tuo aiuto. Ci aiutiamo con un po' di carta assorbevolmente Eccoci. Ecco qua. e tu vuoi là. E usciamo le prime Polpette. braciole, Ah, braciole. esatto. Le braciole della Calabria. Eccole. Sai che bello colore che hanno, Belle, belle brune. eh? Sono calabresi bruni. E lo mettiamo dentro. Ma lo senti il profumo? Per Lo piacere? sento, lo sento. Mi raccomando, quando mettete le cose nell'olio caldo non lanciatele, accompagnateli sempre, per esempio in questo modo. Capito?
Uno. Ecco. E avevi il bel braciole calabrese. E questa è andata. La Calabria! Adesso Ma che tu lo sai abbiamo? che una volta i venditori ambulanti, questo lo diciamo come bandivano la romesce gridando così, e lo sai Ma la anche oggi un tradizione po', qual è? sai? È la tradizione spagnola. Ah sì? Sì, Veramente? sì, proprio, è come infatti se tu prendi dei cantori di flamenco, Sì, loro gridano un po', cantano è vero. capito così? E questo? Quello è il venditore ambulante siciliano di una volta. Più o meno era così, vero? Capito? Basta, più o meno era così, è vero, ci somigliava molto. Sì, sì. Allora, Fallo abbiamo tu, fallo queste, tu, no, fallo lo tu. faccio io. Guarda, tu come lo faresti? Abbiamo le belle verdure. Comprate la verdura, è di qualità, direi. Fai una jingle in italiano e io lo faccio in dialetto, vai. Vai, vai. Volete la nostra verdura? La volete comprare? È la migliore, di qualità, top di gamma. Ma meglio verdura, devo fare a caso non caso, ma la sembra non ce n'è. Più o meno. Ragazzi, questa è la nostra cultura siciliana, gliel'abbiamo dimostrato. Allora, va bene, E qui quindi, sta andando. senti, ma questo colore bruno che cos'è? La melanzana un po'? Certo, no? certo, la melanzana che sai che è zuccherina, per cui dà Bene. gusto, però devi vedere poi l'interno, ma La non lo posso vediamo. assaggiare? No, Va bene, allora. no. Abbiamo preparato anche questo e ce lo mettiamo qua. Prendiamo un contenator Sì, e ci mettiamo questo. e lo mettiamo qui. Questo qua, 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 qua. Facciamo così. Quindi questo che impasto è, abbiamo Questo, detto? questo è un impasto. Per la pizza? Sì, più o meno sì, Più poi o lo meno faccio sì. vedere, le dosi ve le do. È una via di mezzo fra un impasto da pizza e un impasto da brioche. A Napoli lo fanno con l'impasto da pizza, però viene più serrato. A me piace dare un po' più di sacrificio. Bene, va bene. Poi alla Va fine bene. della puntata, sempre al solito, c'è la ricetta con tutte le dosi. Assolutamente. Quindi quella potete prenderla lì. Esatto. Allora, adesso Allora, finiamo di friggere queste. sì? Cambiamo la padella, cambiamo l'olio e passiamo alle nostre suope nice. Dai, ci siamo. Guarda, andiamo Eccomi. e andiamo di frittura delle montarine. Totine, dall'inizio della puntata si chiamano montanarine. Di le cose come si chiamano, questa è dimostrazione che le faccio io le ricette. Montanarine. Così. E le fai tu. E le faccio io. Perché io che cosa ho detto? Che sono delle. Tu hai detto montarine. Io ho detto montarine Hai detto e montarine. lo potresti giurare. Potrei giurare, c'è la registrazione. Scusate, io non ho detto montanarine. No, ha detto montarine. Guarda che sono carine, le montarine. Oppure pizzettine. Dai. Il bello ora ti faccio vedere qual è. Qual è? Dobbiamo collaborare insieme. No, dai, con la buona. Sì, no, così, bisogna guarda. vedere che devo fare, ragazzi. Prendi quel pelato. Man mano che io metto la montarina, tu metti un pezzetto di mozzarella e un po' di Prima pane. mozzarella? Prima mozzarella e poi Va bene. Allora, quindi adesso step by step, ragazzi, tu metti le pizzettine qua, io metto un pezzo di mozzarella e la cosa sul pomodoro sopra, dai. Ma l'avevo detto io. Hai detto tu, dai, ti faccio vedere. Così una catena di montaggio in maniera che tutto viene più fluido. Io non lo so. Dai che sono pronta. Sei pronto? Ecco. Uno. Così? Non lo so, tu sei quella che l'ha fatta la ricetta. Mica l'ho inventata io. Ragazzi, ci siamo. Guarda che belline, guarda che belline. Ecco qua. Ma hai fatto veramente un piatto eccezionale. Ti sai? rendi conto che belline, Hai guarda. fatto un piatto eccezionale, devo dire, guarda. Sinceramente devo dire che hai fatto un piatto eccezionale. Vedi che belline? Vedi che belline le montarine. La super montarine! Non c'è, siamo a Ma Napoli. che c'entra? Ti posso dedicare una canzone? No. Sono diventata gente, tutte promesse tue, tu mi dicesti Io me ne vado, ragazzi. A lei piace molto questo. Desi, hai fatto un lavoro veramente eccezionale. Che ne pensi? Diamo 2 minuti per pulire e assaggiamo? Va bene, pronti, così. ragazzi. Pronti?
Pronti? Desi, Pronti ragazzi? come tu mi avevi suggerito, completiamo queste montanine così, così, Mamma mia, guarda un così, po'. così, così, anche un po' di questo. Così. Io l'ho già adocchiata la mia preferita. È quella, guarda, è quella là, la prima in alto. La prima in alto. Eccoci qua. E abbiamo fatto le bracciole calabrese e le montanine. Sono troppo calde secondo te? Posso iniziare da No, poi queste? se ti bruci. Oppure faccio No, prima saranno quelle? fredde. No, faccio prima quelle, non mi fido. Sono fredde. Allora, come si chiamano queste? Le bracciole calabrese. Buone. Dai, No, no. oh, no. Aspetti signora che vedo che si deve dire che io non sono un caballero, certo che Molto sono un caballero. buono. Prego. Ti mangi i montanine, eh? Le senti che sono morbide dentro, eh? Montanarine. E Desiree, che facciamo? Non lo so. Buone. Buone, perfetto. Ora passiamo alle montanarine. Desi, ti devo dire una cosa, ma almeno un pezzettino. No? Sì. Mamma mia, ho sentito una croccantità, è vero? È vero? Dai un morso con la croccantità, facciamolo sentire, avvicinati. Mamma mia ragazzi, come le trovi? Che le prendi di là, le trovi, sono là, non è che le trovi, sono là. Mon Dieu de la France, donnez-moi la patience comme on reste pour la France. Buone. Arrivederci. A depuis, madame et monsieur. Ladies and gentlemen. Ma è napoletana? Dame. Che c'entra? Signore e signore, guaione tutto quanto. Tu lo sai che si può fare il calemburro con no, il grammelò in lingua napoletana. Ma caga, Sai cos'è il grammelò? Era specialista a Dario Fo. Dire senza dire, con la cadenza di una lingua. Vai. Ti dico un sacco di cose in napoletano. I casa facile che tu puoi essere manaccia a te come te. Perché tu non scessi che ti mazzettera tutte catte quante che la caccia possa fare da te? La saluto a tutte quante. Bracciole calabresi. Per l'impasto 500 g di tritato di manzo, 50 g di pangrattato o pane raffermo, possibilmente non pane bianco, 30 g di pecorino romano grattugiato, 3 melanzane, un uovo, prezzemolo quanto basta, peperoncino a piacere, mezzo spicchio d'aglio, montanare napoletane, 500 g di farina zero, 25 g di lievito di birra, 25 g di zucchero, 50 g di olio di semi o strutto, 250 g di mozzarella, 400 g di pelati,